strumento è scordato. Lo strumento? Che strumento? Sì, signora, la cosa civile deve sapere che abbiamo tutti come 3 corde d'orologio in testa, la seria, la civile, la pazza. Soprattutto dovendo vivere in società ci serve la civile, per cui sta in mezzo alla fronte. Ci mangeremo tutti, signora mia, come tanti cani arrabbiati l'un l'altro, non si può. Un classico della commedia pirandelliana, il berretto a sonagli per l'apertura della nuova stagione teatrale al Pirandello di Agrigento, che quest'anno celebra il 20ennale. Ieri sera la prima dello spettacolo con protagonista il poliedrico Pino Caruso nelle vesti di Ciampa, per la regia di Francesco Bellomo, agrigentino, produttore teatrale. Mio padre aveva tutta la fronte spaccata. E come c'entra suo padre, scusi? Da ragazzino sciocco, lo sa che faceva? Invece di ripararsi la fronte si riparava le mani, cadendo, inciampando, tirava le mani indietro, puff, e si spaccava tutta la fronte. Io, signor Fifì, le mani le metto avanti perché ho la fronte, me la voglio portare sana, libera, sgombra. Un teatro Pirandello che ha registrato il quasi tutto esaurito, ad assistere alla commedia dal palchetto reale anche il commissario straordinario del comune Luciana Giammanco, accusata da gran parte dei consiglieri di svolgere il suo ruolo part-time ma soprattutto di rivestire anche un ruolo politico. Una stagione teatrale resa possibile grazie alla convenzione stipulata tra la Fondazione Pirandello che il Consiglio Comunale mesi fa aveva seppellito e che la Giammanco ha resuscitato, affidando la direzione al musicista Pippo Flora, con l'ente parco che ha garantito la copertura finanziaria di 60.000 euro attraverso i fondi provenienti dalla vendita dei biglietti d'ingresso nei siti archeologici. Convenzione che, se scoperto successivamente, prevede anche uno stanziamento di 30.000 euro a favore dell'Accademia di Studi Mediterranei che anche quest'anno organizza una serie di convegni e incontri in corso di svolgimento e che culmineranno domenica prossima nella consegna dei premi Empedocle e Paolo Borsellino. Un finanziamento che ha fatto gridare allo scandalo il Consiglio Comunale che nel corso di una seduta precedente ha votato all'unanime un atto di indirizzo con il quale si invita il commissario a ritirare il provvedimento, circostanza però disattesa. E sono numerosi i consiglieri comunali che criticano l'assenza di momenti promo pubblicitari del cartellone teatrale nei media, un fatto che accade per la prima volta da quando 20 anni fa, nell'aprile del 95, il Teatro Pirandello venne restituito ad Agrigento dopo una chiusura durata quasi 40 anni.